Il conto alla rovescia per l'entrata in vigore del contributo d'accesso a Venezia è ormai questione di ore. Davanti alla stazione ferroviaria, uno dei principali varchi d'accesso alla città, fervono gli ultimi preparativi. Sul piazzale si affollano troupe televisive internazionali. L'obbligo di prenotazione a pagamento meno per l'ingresso in una città è un provvedimento senza precedenti, perlomeno in Europa, e l'assessore comunale al turismo Simone Venturini è impegnato in un autentico tour de force organizzativo e di comunicazione. Il mondo intorno a Venezia ama Venezia, il mondo anglosassone in particolare, quello di altre nazioni europee, guarda Venezia con molto rispetto e quindi è evidente che anche loro capiscono il nostro sforzo nel tentare di preservarla. Ma oltre all'estero c'è da gestire un fronte interno in cui inevitabilmente il dibattito è aperto, come approfondito nel corso di Ring. Non solo divergenze con l'opposizione, in questo caso il capogruppo Demac Farsetti Giuseppe Sacca, ma anche nelle modalità dei controlli che avverranno a campione, ad esempio della validità delle esenzioni. Chi non è in regola rischia sanzioni da 50 a 300 euro. Assessore, secondo me questa cosa del controllo è la più delicatina, mi sembra di vedere. Beh, sicuramente ci sarà Io scrivo sono residente a Mogliano e voi come passo, trick, non pago e vado avanti. È esente. Dopodiché Ma non è vero magari, questo che dico, se io scrivo che sono residente dove mi comoda, perché è una tua certificazione. Certo, ma noi faremo dei controlli poi, Ferdinando, cioè noi andremo a verificare che quello che uno dichiara sia corrispondente al vero e chiederemo anche l'esibizione di un documento in caso di sospetti e questo non sia vero. Fermo lì. Al termine del programma, il sondaggio tra i telespettatori ha registrato un vasto consenso per il contributo d'accesso, la cui applicazione, perlomeno in partenza, sarà comunque molto morbida. Soprattutto un'attività di informazione e accompagnamento del visitatore nel suo percorso di regolarizzazione. D'altro canto il provvedimento è inedito e può non essere ancora conosciuto da tutti. Però lo scopo oggi è iniziare, farla funzionare, chiedere la collaborazione di tutti e non solo guardare al risultato del disincentivo di quel particolare giorno e di quante risorse la città ha inchiamerato, ma anche al risultato di sapere in anticipo quante persone arriveranno a Venezia il giorno dopo.